come va? Non va molto bene. Si tira a campare male, perché con quel poco che avevamo, a seconda settimana del mese, bisogna mangiare poco per tirare avanti fino alla fine. Sto qui a aspettare di morire in un letto di ospedale. È un grande aiuto quello che ci date e vuol dire tanto per noi. Grazie mille, grazie. Già il mio avvocato, che è a Mestre, mi fa: guardi signora, non è l'unica, abbiamo un'altra persona disabile che è la terza volta che lo lasciano per terra perché non vogliono tirare giù la pedana. Lei aiuta tutti senza differenza e noi siamo molto contenti di dare questo premio speciale a lei. Grazie, grazie, grazie. Oggi siamo all'entrata del bellissimo parco dello Storga, a 2 passi dalla città, un parco meraviglioso, immerso nella natura. Noi qui abbiamo gli orti sociali. Grazie, con queste note calde del sax di Gilberto iniziamo questa nuova Buonasera, grazie grande famiglia, meravigliosa famiglia. Questa sera veramente io vi darò dei numeri, grazie a voi, ma vi farò attendere, vi farò vedere le spine, le rose, perché non ve li dirò subito, no, troppo comodo, ve li dirò dopo, però io devo ringraziare veramente, un abbraccio immenso, perché è stata una cosa sconvolgente. Guardate, veramente eravamo piccolissimi, non ci conosceva nessuno, nessuno ci badava, ma chi sono questi? Vedrete dove siamo arrivati col secondo 5 per 1000 che è arrivato. E adesso ringrazio anch'io gli ospiti, ringrazio il nostro musicista, artista, grazie Gilberto di aver accettato questa sera, e andiamo con gli ospiti.
Allora, i nostri ospiti stanno lottando come ogni settimana con tutti gli ospiti che si intervallano nel corso di questo studio per avere dignità, per avere una speranza, perché come ha detto e anche ricordato pure Papa Francesco, non dobbiamo permettere a nessuno di toglierci la speranza. Mi sta guardando con gli occhi carichi di questo sentimento una dei nostri ospiti che appunto vediamo inquadrata e vado subito a presentare, ovvero Maria Teresa Olivieri. Salve, ciao Maria Teresa, buonasera a benvenuta. tutti. Grazie. Accanto a Maria Teresa un artigiano, un imprenditore, un albergatore, Giuseppe Mioni. Buonasera, buonasera con a tutti. un'idea molto innovativa di un cioccolato, Certo. poi ne parliamo. E quindi direi cambiamo anche un po' così l'ordine di presentazione, facciamo che siete voi direttamente i protagonisti e presentatevi da soli dall'altra parte. Prego. Buonasera a tutti, io sono Massimo Rossetto, sono il presidente della Proloco di Limena, che è un paese in provincia di Padova. Buonasera a tutti, io sono Michele Corso, sono il vicepresidente della Proloco di Limena. E quindi abbiamo il nostro poeta. Buonasera a tutti, mi chiamo Fabio Panozzo e sono un poeta piombinese e sono molto contento di essere qui e vi ho portato un po' della mia poesia e della mia storia e tanto altro che poi vedremo insieme. Allora, partiamo proprio da te, Roberto, da te, con questo bellissimo Fabio, con questo bellissimo libro che tu poi ci darai, che hai scritto. Perché le poesie? Cos'è che ti spinge a scrivere poesie? Allora, questa raccolta che si intitola Io come stesso è un'autobiografia. Facciamo vedere. È un'autobiografia in poesia della mia vita e diciamo così che la poesia per me è un modo preferenziale per andare dritto al cuore delle persone e l'ho scritta quando ero molto giovane perché ho scoperto che appunto per arrivare al cuore delle persone, in particolare di uno in particolare per il quale il libro è dedicato, e la poesia era un mezzo perché con la poesia non abbiamo paura di dire quando amiamo una persona, andiamo dritti al suo cuore, e siamo credibili. Questa è la cosa più importante, anche se siamo giovani e se abbiamo anche la fortuna di amare una persona che è anche più matura di noi. E questo viene proprio dal cuore. Quando hai scoperto questo amore verso la poesia, questo trasmettere le tue sensazioni? Beh, io ho 39 anni, però ho cominciato presto, ecco, ho cominciato a 16 anni perché ho avuto alle superiori un insegnante che mi ha sempre stimolato a scrivere e ha visto in me questa dote, diciamo, naturale, e quindi ecco, scrivere per me è anche meglio di parlare. Mi viene così... Ti viene spontaneo? Viene così naturale. E quindi cerco di trasmettere quello che ho nel cuore, lo metto nella penna. La cosa più bella della poesia è che quando esce spontanea non occorre, la penna va da sola, fluisce da sola, scorre da sola. Esatto, Fabio, ma poi sei arrivato all'obiettivo, è stato colto il segnale da chi doveva essere colto? Sì, almeno in parte, diciamo, però ecco, l'obiettivo al 100% non è stato colto, però l'importante è che la poesia, hai lanciato il messaggio. che la poesia scorra e che il messaggio vada, insomma. Ecco, passiamo all'altro ospite, così facciamo veloci ma parliamo tanto. Allora, presidente della Proloco di Limena. Lei mi ha scritto, mi ha telefonato dicendo che voi organizzavate degli eventi. Tra questi eventi la cosa principale era la solidarietà e questa cosa mi ha colpito molto perché è una parola forse anche troppo abusata ultimamente, però se è sincera si sente da quando uno ti chiama, ti telefona, traspari, io lo sento, sarà perché purtroppo il telefono per me è diventata la seconda casa.
Cosa è successo questa voglia, questi giovani che così si danno tanto da fare? Perché dico, le Proloco sono tutte fatte di anziani, non è vero? No, non è vero. Adesso sia io che Michele, che è il mio vicepresidente, siamo entrati non da tantissimi anni in Proloco di Limena, quindi siamo neofiti, se mi lasciate passare il termine. E siamo stati accompagnati certo da persone più mature di noi, perché non è che puoi entrare in un'associazione nuova, bisogna che qualcuno ti inserisca un pochettino, ti insegni le basi dell'associazione, capire come funziona, le persone che ci sono al loro interno e tutta l'organizzazione che c'è dentro una Proloco, perché ce n'è di organizzazione dietro, non è una cosa molto semplice. Sì. Come pensavo anch'io guardandola dal di fuori, perché al di fuori guardi una Proloco e dici è un'associazione di un determinato tipo, invece quando entri è totalmente diversa. Noi siamo entrati appunto nella Proloco di Limena e abbiamo scoperto che questo tipo di associazione, come tantissime altre, perché ce ne sono tantissime associazioni buone, come tantissime altre c'è tanto lavoro da fare, c'è tantissimo lavoro da fare, e però questo lavoro che bisogna fare può portare a delle cose molto positive. Quindi quando ti ho telefonato, grazie sempre a Michele che mi ha detto perché non contattiamo Veneti Schiacciati dalla Crisi, perché io personalmente non vi conoscevo. Com'è nata questa storia? Ho cominciato a guardarvi la televisione. Michele sta sorridendo, guardalo. Ho cominciato a guardare la televisione, ho cominciato a far guardare anche a mia moglie il vostro programma e pian pianino ho detto ma in Veneto? In Veneto? Cioè, a casa nostra. A casa nostra. A casa nostra succedono queste cose qua. Non pensavi di vedere certe situazioni? Io non pensavo che fossero arrivati a determinati livelli. E tu Michele cosa hai provato in quel momento, quando ci guardavi e vedevi le situazioni? Cioè, onestamente quando vi vedevo ero anche un po' arrabbiato dentro di me, sentivo un po' di rabbia perché pensare che ci siano certe situazioni nel nostro territorio è veramente, mamma mia, perché si pensa sempre di aiutare quelli lontani, perché per carità ci sono realtà che hanno bisogno anche fuori dal nostro territorio e la gente è più propensa a fare questo. Si dimentica del tuo vicino di casa, capito? E quindi diventa una roba. E da là ho fatto la proposta, perché noi ogni anno cerchiamo di aiutare delle associazioni, e ho fatto la proposta perché non aiutiamo la tua associazione. Ho detto, grazie. Quante sono le associazioni che rappresentate e gli anziani, ad esempio, come vengono assistiti, tutelati, seguiti? Allora, ti dico che a Limena ci sono circa 56 associazioni nel nostro paese. Quindi c'è una base che non è da pochi. È che io, essendo nato a Limena, quindi ho sempre visto questa cosa qua, per me è una cosa normale. Però essendo nei paesi limitrofi, tanti amici che ho di fuori mi dicono siete veramente fortunati nel vostro paese, che per me invece è una cosa veramente di tutti i giorni. Noi abbiamo 56 associazioni che operano nel territorio. E gli anziani a quale fanno riferimento? Cioè, o comunque come vengono seguiti? Dico gli anziani perché li seguiamo da tanto tempo. Noi a Limena, diciamo come struttura, c'è la Proloco di Limena dove fanno un po' affidamento tutte le associazioni a livello organizzativo e quant'altro, perché ancora a livello istituzionale abbiamo una certa importanza. Poi sempre nel comune c'è il centro anziani appunto che si occupa più di questo settore, che anzi faccio un ringraziamento pubblico perché grazie a loro anche solo il trasporto da Limena all'ospedale tante volte non c'è chi lo fa perché non hanno familiari, magari i familiari lavorano, non hanno altri problemi. C'è il centro anziani che si occupa anche di questo. Quindi gratuitamente con i camioncini danno la possibilità di fare questo servizio. Quindi ci sono tutti gli autisti, c'è tutta un'organizzazione che loro fanno, che danno al comune. Quindi anche questo è tutti i giorni. Dobbiamo sempre dire grazie, perché veramente se non ci fossero dovremmo inventarli, perché sono importanti, specialmente un anziano, quando sentiamo gli anziani lasciati soli, morire nelle case, che nessuno si preoccupa, che ci sono queste persone che veramente la solitudine li distrugge perché non escono più di casa, perciò queste associazioni sono ossigeno puro. Infatti, se posso dire un'altra cosa, che mi aggiungo a quello di te Mirella, le associazioni tante volte e ci dimentichiamo che servono anche per tirare fuori le persone da casa. Ci sono tante persone, adesso faccio degli esempi, ci sono delle persone che una volta che sono arrivati all'età pensionabile sono a casa e magari non hanno più stimoli per uscire, magari perché si dedicavano al 100% al lavoro, quindi avevano solo la salute è precaria. Invece c'è qualche associazione, anche solo per portarli fuori un giorno a settimana, per stare un po' in compagnia, perché siamo persone e quindi abbiamo bisogno di stare assieme. Quindi questa è la base. Sì, non viviamo in un eremo, giustamente. Quindi, abbiamo bisogno di questo, e questo qua è una cosa base di tutte le associazioni, non solo della Proloco, di tutte quante. E allora, come primo servizio, così ci distendiamo un po' e poi presentiamo anche gli altri ospiti, andiamo, indovinate dove? Al Parco dello Storga.
Allora, oggi siamo all'entrata del bellissimo Parco dello Storga, a 2 passi dalla città, un parco meraviglioso, immerso nella natura, perciò nel verde. È una cosa bellissima che forse pochi conoscono. Allora abbiamo deciso di farvelo vedere anche per noi, perché noi qui abbiamo gli orti sociali. Andiamo. Come vedete dai cartelli, qui ci sono le varie associazioni, il gruppo micologico della Marca Trevigiana, il gruppo Grotte di Treviso, il museo etnografico, l'Eco Club e anche i Veneti schiacciati dalla crisi. Non abbiamo ancora il cartello, ma lo metteremo. Entriamo. In questo posto sarebbe il parcheggio, dove la gente può arrivare e parcheggiare, perché dopo si prosegue a piedi. L'apertura tutti i giorni, da lunedì alla domenica, dalle 5:30, come vedete il cartello, alle 21:30. I cani vanno tenuti al guinzaglio, anche perché ci sono tantissimi animali. Andiamo. E questo è l'entrata e l'ingresso delle case Piavoni. Continuiamo. Qui si organizzano delle feste bellissime, delle nostre tradizioni, i nostri usi e costumi. Fanno dei giochi bellissimi e c'è un museo etnografico che merita di essere visitato. Portate i vostri bambini in questo paradiso. Adesso siamo arrivati all'ingresso delle sedi delle associazioni. Allora, il Parco dello Storga misura 67 ettari. Pensate, è il parco più grande d'Europa. E in questo parco si sviluppano questi orti, che sono 120. Ogni persona, specialmente i pensionati, possono avere un pezzetto di terreno che va dai 30 ai 40 metri quadri, pagando una cifra che diciamo anche simbolica di 18 euro, ma solo per il sfalcio dell'erba. Tutto il resto è gratuito, compresa l'acqua, compreso tutto. Perciò pensate che bella cosa, ma che ampiezza che hanno questi orti e questo meraviglioso parco. Ed è veramente curato, sono molto bravi. Qui siamo nel regno invece dei Veneti schiacciati, nei nostri orti sociali. Come vedete i volontari hanno veramente piantato tantissimi fiori, sono appena fioriti i glicini, guardate che meraviglia. Qui abbiamo spostato i kiwi perché erano troppo all'ombra, perciò li abbiamo spostati, abbiamo piantato hanno piantato questi grandi volontari. Altri fiori bellissimi, abbiamo anche recuperato un'azalea che stava morendo, guardate che bella. Questi sassi che vedete serviranno a fare dei percorsi perché c'è molto fango quando piove. E ringraziamo Mirko e la sua famiglia che veramente ci aiutano con i macchinari. Come vedete ci sono una montagna di sassi, qui si parla veramente di solidarietà, perciò è una cosa molto bella e importante. Questa è la nostra cucina, che adesso un po' alla volta stiamo ripristinando perché è stata chiusa tutto l'inverno, e questa servirà ai volontari d'estate, quando lavorano, a farsi un piatto di pasta, quello che vogliono, stare un po' al fresco, ma soprattutto rilassarsi un pochino perché lavorare la terra è molto dura. Qui c'è il ricovero degli attrezzi di una volta, guardate che meraviglia. Qui sistemarli verrebbe una cosa bellissima, perché guardate, sono delle cose che non si trovano più, ma neanche se giri non so quanto. Sono qua, però sarebbe veramente da metterli a posto, perché è un peccato, è anche la nostra storia. Ne hanno recuperati, il gruppo folcloristico che ha sede nelle case Piavone ne ha recuperato parecchi, perché è veramente un peccato perdere la nostra storia. Qui siamo dall'ingresso del centro recupero fauna selvatica, molto importante, e di fronte a noi abbiamo il cancello dove si accede a questo posto dove vengono recuperati e curati gli animali selvatici. Quando sono guariti poi li lasciano ed è una cosa bellissima veramente. Chissà quanti non sanno di queste cose. Ecco, invece noi arrivando dalle case Piavone e proseguendo per questo meraviglioso percorso arriviamo a Carbonella. Questa strada però, questo viottolo, si può fare solo a piedi
o in bicicletta, le macchine non passano. È un posto meraviglioso, perciò noi confidiamo proprio con la vicinissima Carbonera. Come vedete da questo sentiero, da questo viottolo, si accede al nostro banco solidale. Siamo proprio a 5 minuti dagli orti sociali che avete visto. Qui vediamo le passerelle, una delle passerelle nuova, è stata ripristinata per fortuna perché per noi è comodissima e siamo con i nostri prodotti al banco solidale. Perciò per noi è stato molto importante questo recupero e qua ringraziamo il Presidente della Regione Luca Zaia, perché pensate questo posto l'ha voluto lui quando era Presidente della provincia, perciò lo conosce benissimo. Spero di avervi fatto contenti nel farvi vedere questo meraviglioso posto, questo meraviglioso parco di 67 ettari e la solidarietà che vive all'interno anche di questo parco. Io vi lascio, proseguo per il banco solidale e vediamo la prossima volta cosa vi farò vedere. Ciao! Ecco perché vi ho fatto vedere questo parco meraviglioso, perché tanti, sono convinta, trevigiani non sapevano e non sanno che c'è questa cosa meravigliosa. Voi forse ve la ricordate perché ho fatto il presepio più grande del mondo, anche se non siamo riusciti ad arrivare prima a ottenere questo Guinness, però abbiamo fatto conoscere questo posto, perché io sono convinta che i ragazzi, le famiglie hanno bisogno di ritrovarsi facendo un passo indietro e invece di andare su certi posti chiusi, andare su questi meravigliosi parchi che abbiamo la fortuna di avere, perché non tutti hanno questa fortuna, e siamo a 2 passi della città. Prego. Maria Teresa, hai visto questo bellissimo parco in mezzo alla natura? Ti ha fatto respirare un po' di quell'atmosfera? Ti sei un po' rasserenata nel frattempo? Sì, mi ha fatto pensare a un periodo che il Comune mi ha fatto lavorare 6 mesi con un lavoro socialmente utile appunto per i disagiati in un campo. È stato il periodo più bello della mia vita, raccogliere, erano solo 4 ore, quindi magari presumo che 8 ore a raccogliere verdura non sia così, però io stavo benissimo nel campo. C'era anche la vendita, ma io preferivo stare in campo. Il ragazzo che aveva un po' imparato, il capo area, che aveva imparato a conoscermi, mi vedeva e diceva: tu vai a raccogliere perché sappiamo che te... Di tutto, era bellissimo, stavo in pace, stavo bene. Stavi in pace, stavi bene, perché tu comunque sei stata tanto in mezzo alla natura e fino a poco tempo fa hai lavorato in cucina come aiuto cuoca ai prodotti anche della nelle natura. mense militari ero, quindi ho lavorato per più di 20 anni nelle mense militari. Però adesso cosa è successo? Tu hai 48 anni? Ho 48 anni, nel 2008 ho chiuso la mia caserma di riferimento, un po' prima che chiudesse l'altro personale che è riuscito ad andare via con la ditta è andato via, io sono voluta rimanere fiera fino alla fine, convinta che non chiudesse perché... E invece la cooperativa poi ha chiuso, ha perso l'appalto? No, ho proprio chiuso la caserma alla Romagnoli e da allora che faccio, dal 2008 che sto facendo queste situazioni di caduta e ripresa. Io sono il vicino di casa, ecco, piacere, quello vicino che rimane mesi senza l'acqua, senza la corrente, che arriva un aiuto dalla famiglia e magari si tira su un attimo e poi di nuovo va giù, e sono stanca. La tua rendita vitalizia, chiamiamola così, a quanto ammonta? 80 euro al mese. Non riesco a prendere 80 euro al mese perché faccio 2 condomini, il mio è quello di fronte, tutte vecchiotte che mi hanno assunto, e quindi loro, insomma, riesco a prendere questi 80 euro al mese, sono sicure. Devo dire, fino all'anno scorso che avevo un ragazzo di 18 anni, era ancora minorenne, ho avuto aiuto dal comune, diciamo, perché il ragazzo era seguito dal Tribunale dei minori, quindi c'era questo aiuto, o la bolletta o il contributo, e quindi comunque sei in quella situazione che non ne vieni mai fuori. Al 18° anno del ragazzo, ad ottobre, ci hanno chiamato e hanno fatto questo passaggio di consegne da assistente sociale dei minori a quello dei maggiori, dicendo: ormai siete maggiorenni, in età lavorabile, lavorate. E loro comunque sanno che io mi sono sempre impegnata a cercare, ho sempre accettato tutto quello che è arrivato,
e che adesso sopraggiunge anche un problema di mani. Ecco, come qual è il tuo prima. problema alle mani? Vedo sì, che te le guardi spesso. Sì, non hai più la presa? Sì, è appunto da ottobre che praticamente è come un eterno formicolio. Stiamo facendo degli esami per vedere se si tratta di cervicali piuttosto che di tunnel carpale. Addirittura dicevi che fai fatica a Faccio metterti un fatica a mettere orecchino. gli orecchini, a volte a chiudere i pantaloni, le zip, insomma è difficoltoso. Tra l'altro Ascolta Maria Teresa, tu hai chiamato, perché hai chiamato noi? Perché e dovevi venire qui con tuo figlio oggi, perché tu ecco, cosa è successo perché non è qua tuo figlio? Mio figlio non è qua perché lui l'unica cosa che ha sempre portato avanti a termine dai 5 anni è stato il calcio, perché è l'unica associazione che non mi ha mai chiesto soldi o cose, quindi e lui va avanti col calcio. Adesso lui allena dei bambini. Quindi aveva il torneo con questi bambini, non poteva lasciarli, dice mamma proprio... Meglio lasciarlo giocare con i bambini. Ecco. Ma cosa ti ha spinto a chiamare? Tu sai che io non ti ho risposto subito, perché purtroppo... Perché stavo seguendo la trasmissione, allora un po' di tempo fa mi era venuto il schiribicchio di trovarti, non sapevo bene i dati, perché ti avevo visto in TV appunto per la Befana, che davi le calze ancora, e dico vorrei chiamarla, ma non sapevo nel canale, quindi non era così facile. Un bel giorno hai alzato la cornetta del telefono e hai detto chiamo Mirella. Seguivo e vedevo, c'era questa signora che stava facendo il suo annuncio per lavorare e ho detto ma e se ci provo anch'io? Perché... Ma qual è la tua speranza allora oggi? Cosa pensi magari che qualcuno ti veda? Cosa pensi di ottenere oggi? Di riuscire a trovare un lavoretto, un lavoro per me, se proprio non si può per me, perché io a volte vado, per la vecchia dico per il giovane. La vecchia quanti anni? Dai Maria 48. Teresa, dai. Però è giusto per fare la battuta, perché a volte dicono no, tipo McDonald's, cosa sei troppo grande, dicono lì. Cioè vedi che proprio c'è una barriera quando dici l'età, dicono sì, chiuso. Ho avuto delle barriere. È vero? Sì. È vero. Ho avuto delle barriere in passato, proprio appena iniziato la ricerca. Poi qualcosina ho trovato, ma proprio giusto robe che ti arrangi un mese e poi ti lasciano a capo. Ci sono anche queste finte buoniste. Perciò cerchi lavoro. Sì, e tu Giuseppe Mioni invece, noi ti abbiamo già conosciuto. Noi ci siamo già conosciuti proprio il giorno che la signora ha visto il programma, Ecco. Perché era proprio la Befana Solidale tra l'altro. Esatto. E tu dov'eri? Io ero con voi. Eri con noi a distribuire il cioccolato, esattamente. Perché a far tu del cosa bene. fai? Beh, allora, noi siamo nati come albergatori, poi io dall'anno scorso ho creato un marchio, ho creato una piccola azienda, noi produciamo cioccolato. Ho registrato il marchio Venecio, che ne approfitto per fare vedere la tavolozza che dopo regalerò a Mirella e divideremo, oppure se vogliamo tenerla, insomma. Comunque, il Venecio, che è il cioccolato veneto, ho cercato subito di poter aiutare anche, oltre ad offrire un prodotto di qualità, se dovevo offrire anche aiuto a qualcuno, il Fondo Veneti in Crisi non ho avuto dubbi. Non ho avuto dubbi per il semplice motivo che ho visto anch'io il programma, ho visto come vi comportate, come ti comporti e come vi esponete, e io penso che sia far del bene tangibile. Anzi, se riusciamo noi, che siamo una piccola azienda che ha meno di un anno di vita, voglio che sia di stimolo anche per le grandi aziende venete, che sono sicuro che già ti aiutano, però se qualcuno in questo momento ci sta vedendo, informatevi, perché è una bella cosa. Ecco. Indubbiamente. E allora andiamo in onda col secondo servizio, che è l'assegno, che non può mancare. Ciao grande famiglia di Veneti Schiacciati, oggi siamo a Treviso e stiamo per incontrare una famiglia che voi conoscete già, che è venuta in trasmissione e anche questa ha chiesto il vostro aiuto. Andiamo. Buongiorno, permesso. Permesso. Ciao Vittorio. Ciao Claudia. Ciao. Ciao cara. Allora, eccoci qua, grande famiglia, qui c'è Claudia, qui c'è Vittorio, che voi avete conosciuto, in trasmissione c'era anche suo figlio Daniel, che salutiamo. Come va? Non va molto bene. Si tira a campare male, perché con quel poco che avevamo, a seconda settimana del mese, bisogna mangiare poco per tirare avanti fino alla fine. Però tu, Vittorio, ti sei commosso quella sera Tanto.
perché hai detto mio figlio e mia moglie non stanno bene, però non erano quanto i farmaci, è questa preoccupazione che hai per tuo figlio e lui non riesce a vederci chiaro, cioè vede che tu non ce la fai, la mamma è in depressione, cioè questa cosa nuoce tanto ai ragazzi. Questo è l'assegno, Claudia, che la grande famiglia di Veneti Schiacciati ha deciso di darti per aiutarti. Cosa vuoi dire, Claudia? Voglio dire grazie a tutta Rete Veneta e soprattutto alla Mirella che mi è sempre stata vicina quando avevo bisogno. E tu, Vittorio, cosa vuoi dire? Posso ringraziare tutti quelli che mi stanno vicino e anche la Mirella, perché la Mirella è una persona bravissima. No, guarda che sono bravi gli altri. Va bene, allora diamo merito anche a tutti gli altri. Caro Vittorio, Vittorio! Fai un bel abbraccio a Sedura. Quanto dura è? Tanto. Quanto dura è? Tanto. Io mi rivolgo al poeta. Quando vedi queste immagini e scrivi queste bellissime poesie, poi io ne leggerò uno, cosa pensi? Cosa sta succedendo nel nostro territorio, Fabio? Penso che da poeta, ma anche da persona disabile, giovane, penso che c'è un grandissimo senso di individualismo. Pensiamo solo le persone che possono e che potrebbero aiutare gli altri in maniera facile, sia con elargizioni economiche perché possono, perché hanno la capacità di farlo, sia con aiuto fisico. Adesso noi qui abbiamo dei bellissimi esempi, però ci sono tantissime persone che non aiutano, che non vedono il bisogno altrui. Ecco, essendo poeta ho maturato questa capacità di vedere, e anche vivendo la sofferenza personalmente mi ha fatto, perché vedete la sofferenza ha il rovescio della medaglia, tu soffri però lei ti dà una capacità particolare che è quella di vedere la sofferenza dell'altro anche senza parlare, e anche solo ascoltandolo tu riesci a tirargli su il morale. Questa è già una grande cosa. Io voglio dire anche ai ragazzi giovani che conosco, che sono in carrozzina da poco, anche dopo incidenti, che si sentono disperati, soli. Io voglio dire con la mia esperienza che sì, la disabilità anche pervenuta è difficile, però io sono una testimonianza vivente che si può vivere bene, convivere bene con la disabilità. Io ho una tetraplegia spastica neonatale, quindi sono disabile da sempre e in carrozzina da 14 anni. La mia patologia è una tetraplegia spastica progressiva, quindi ho fatto per tenerla a bada. Cosa vuol dire tetraplegia spastica progressiva? Vuol dire assenza di equilibrio, quindi quando io mi alzo e tento di fare un passo vado per terra, e poi c'è una contrazione muscolare fortissima che rovina sia le parti molli, cioè i muscoli, sia le ossa. Quindi per correggere queste deformità ho dovuto fare diversi interventi chirurgici, più di 20. Adesso, grazie a un sistema di pompa intratecale che ho sottocutanea, un nuovo sistema che mi è stato impiantato nel 2001 a Parma e poi ripreso come gestione nella terapia antalgica di Cittadella. Grazie a questo sistema sono diventato un po' più robotico, dico io, però riesco a gestire meglio il dolore, a fare una vita bella, con una bella famiglia che mi sostiene anche. Ho la fortuna di lavorare anche in un bel posto. Che lavoro fai? Io sono operatore di qualità presso la Stevanato Group, che è un gruppo parafarmaceutico che fa contenitori in vetro, fiale, siringhe e adesso anche fitofarmaci e farmaci per le persone che hanno problemi, che hanno tumori. E quindi ecco l'ufficio
con il quale collaboro, con il quale lavoro, si occupa di tenere alto lo standard di questa qualità, ed è molto bello sapere che il nostro lavoro, i nostri prodotti incidono nella qualità della vita delle persone, e quindi è anche bello quando sai che il tuo lavoro aiuta a far stare meglio gli altri. Io dico sempre ai ragazzi che stanno male, dico una bella e una brutta cosa, una realtà bella ma anche brutta, che se tu hai una sofferenza fisica cronica come la mia, però hai una bella famiglia che ti sostiene, hai già fatto mezzo lavoro. Invece ci sono tante famiglie, tanti genitori che scappano di fronte a questa difficoltà, lasciando solo la persona, quindi la persona si sente doppiamente schiacciato. E poi ci sono, sappiamo bene, le barriere che sono di due tipi, architettoniche ma anche mentali. Allora, quelle architettoniche sono date da fondi regionali e statali che non arrivano mai. Faccio un esempio brevissimo, nel 2016 ho installato a casa mia un ascensore interno per essere più autonomo, e i fondi regionali e statali che dovrebbero essere elargiti non sono ancora arrivati. Ah beh, aspetta, scusa, cioè non sei chi arriva, no, aspetti. E quindi ma il bello è che non te lo dicono, lo scopri dopo. Scusa, che sorpresa, cioè il bello è la sorpresa, loro che non troviamo mai i soldi, hai capito? E quella è la sorpresa che ci fanno. E quindi noi siamo andati in sofferenza, abbiamo fatto lo stesso, però è stato faticoso. Ecco, Fabio, nella tua denuncia di mala giustizia, a questo punto, e anche mala sanità e malcostume, stai dicendo che il senso del rispetto della vita è finito dove? Beh, io penso faccio sempre una provocazione dicendo che ci vorrebbero che la disabilità dovrebbe colpire anche chi ci governa, così capirebbero direttamente cosa vuol dire, perché se noi avessimo un primo ministro in carrozzina, certe situazioni non ci sarebbero. Ecco. Ascolta, salutiamo intanto due nostri amici che sono malati di SLA, ma che hanno una voglia di lottare e di vincere proprio perché hanno le famiglie vicino, che sono Mauro e Alessandro, che noi abbiamo conosciuto. Che messaggio vuoi dare a questi due ragazzi, che sono due uomini ma per me sono due ragazzi? Dunque, voglio dirvi la verità, non esiste la sofferenza, non esiste la croce con i fioretti, cioè la croce quotidiana è pesante e tante volte ti viene voglia di mollare. Invece? Però non bisogna, perché noi siamo degli eroi quotidiani, perché io vedo che l'eroismo è sempre disegnato nei film, nelle fiction, no? E invece l'eroismo deve essere riconosciuto e calato nella vita quotidiana di tutti i giorni. Io dico che voi che sopportate un male immenso, che sopportate l'immaginazione e anche sopportate l'ignoranza di chi non vi conosce, e siete dei grandi. E se ve lo dico io, spero che il mio giudizio vi sia da spalla per tirarvi su, e ci tiriamo su a vicenda, spalla a spalla. È quello che noi dobbiamo fare. E però i disabili, quelli che possono, devono fare una cosa che fanno poco, che è quella di avvicinare le persone che non hanno problemi. E soprattutto parlare, dire. Perché la frequentazione è tutto. Più noi ci frequentiamo, più certe barriere spariscono. Massimo, cosa vuoi dire? Tu che senti Fabio che dice queste cose, che sei sano, forte, e lui in carrozzina che trasmette questa voglia di lottare, dire se tutti quanti ci uniamo ce la faremo. Guarda, ti dico, già prima guardando l'ultimo servizio che è venuto in onda mi è venuto un magone qua, una cosa grande,
e lui mi ha dato il colpo di grazia. Ecco. Mi ha steso. Steso proprio, steso. Steso. Però te vedo ancora bello, super... tranquillo, col sorriso. Sentire lui che parla, che dice queste cose qua, con questa forza. Hai sentito? Questa voglia di essere al centro della società, al centro e questo io, che sto da Dio, devo riconoscere questa cosa qua, devo dire, è vero, abbiamo anche noi, dobbiamo fare la nostra parte. Lavorare assieme. Lavorare assieme, lo dico, sia dalla parte di privato cittadino, certo, sia dalla parte come presidente di un'associazione. Cioè, anche noi, sia da privato cittadino, puoi fare molto, ma da associazione hai una forza maggiore, perché hai un gruppo di persone, quindi se dai anche la direttiva giusta, se dai anche questi spunti, magari aiutati anche da persone come te, aiutati precisamente da persone come te, perché quando c'è il contatto, quando si parla assieme, si capisce anche, perché delle volte non basta leggere e guardare in giro. Non ti rendi conto finché non hai la presa diretta di chi quando purtroppo... c'hai faccia a faccia, sentivo sta forza, quando hai la faccia a faccia capisci veramente che... Anche perché Fabio, come dicevi tu Massimo, ha una forza, è la forza della dolcezza, della grazia, della gentilezza. Che nota potrebbe tradursi la voce e questa voce così suadente e calda del nostro poeta? Cosa ci dice il nostro musicista? Quale nota potrebbe essere il nostro Fabio? Sono di parte. Si bemolle. Si bemolle. Si bemolle. Grazie. Si dice che il mondo, quando è nato il Big Bang, abbia emesso una nota che era il si bemolle, quindi è l'inizio di tutto. Sono degli studi che non ho fatto io, quindi non mi prendo né meriti né responsabilità, ma mi ha fatto venire in mente il si bemolle. Poi suono uno strumento di si bemolle, quindi sono molto di parte. Però è una parte che fa bene, che fa capire che anche la musica può arrivare, come lui con le poesie e tu con la musica, con le note, possono arrivare alla solidarietà in maniera anche molto forte. Poi tu, Mirella, hai un nome che ha 3 note. Sì. Mi, re, la. È una meraviglia. Pensa che me l'ha detto Albano quando l'ho incontrato al Ginitali. Ero sicuro non essere il primo a dirtelo, neanche. per carità. E mi ha detto, ma sai che è il tuo nome? E io guardavo il mio nome, Mirella, boh. E gli ho detto, sono 3 note, mi, re, la. E perciò lui ha detto che aveva scritto anche una canzone, Mirella, che io non sapevo neanche, appunto perché era formata da queste 3 note. Ascolta Maria Teresa, ma sentendo Fabio con questa voglia di lottare, non pensi che forse sei anche fortunata? Sì, io so di essere fortunatissima, io poi appunto forse tra poveri o tra persone che hanno delle problematiche siamo più vicini fra di noi, forse, non lo so, a volte magari anche ci danneggiamo a vicenda, però a volte ci aiutiamo. Ad esempio sono rimasta colpita venendo in questo paesino perché per la prima volta in un parchetto ho trovato una giostrina per disabili. Ecco. È la prima volta, infatti un plauso a questo comune perché è bellissima una roba del genere. Cioè, in genere non sono aggiustate neanche le giostrine per i bambini, insomma, che non hanno nessuna disabilità. Ti ha colpito questa cosa? Mi ha colpito favorevolmente. Io nel mio piccolo tanti amici siamo vicini uno all'altro e ci diamo coraggio. Cosa vorresti dire a Fabio? Che lui è un grande, ma non glielo devo dire io. Volevo un libro di poesia. Poi te lo diamo, sai, poi te lo diamo. Ok. È vero. Sì, lui ha più forza di me di combattere perché... È forte lui, sì, è grintoso. Noi abbiamo quella cosa brutta che è appunto la vigliaccheria di non voler andare avanti. Abbiamo tutto e vogliamo di più. Quando hai visto il servizio della famiglia con i problemi di cui Vittorio, il papà, diceva la mia moglie è depressa, mio figlio pure. Siamo lì. Tu ho visto che assecondavi, dicevi sì con la testa alle parole di quella famiglia, perché come si vive, come ci si addormenta la sera senza avere niente, come ci si risveglia al mattino? È male perché non si può capire perché una mamma che ti viene a dire beh sì ma forse mio figlio, questo alle scuole medie, prima media, quindi è stato prepotente perché sai non può fare colazione, lui può mangiare pasta al pomodoro mattina, pasta al pomodoro la sera e forse magari vedendo quella merendina ma poi ci sono gli sberleffi di dietro e anche peggio, quindi non sai a volte se essere sincera, se dover dire la verità, se
tenerti una parola dentro, perché magari è meglio non far vedere. Perché ci stai dicendo che tu come mamma ti sei fatta anche molte domande, Sì, molte recriminazioni. io la vivo questa roba qua, sicuramente mio figlio non avrà un futuro meraviglioso perché ha vissuto un brutto periodo adolescenziale da piccolo, dell'adolescenza, non si pone bene, si vedono già le differenze, ma proprio a base. Se vuoi fare una cosa, scrivi la scuola, come lo scrivi se non hai neanche i soldi per le iscrizioni? Parliamoci chiaro, io gli ho fatto fare le scuole medie, scuole dell'obbligo, dopodiché io non lo posso iscrivere. Ma signora, ma non ha neanche i soldi per l'assicurazione? Sono 20 euro al mese. Sai cosa sono per me 20 euro al mese? Spiegalo a tanti che non riescono a capire. Cosa vuoi che siano 10, 20 euro? Ma per chi non ha niente, cosa sono anche i 20 euro, Maria Teresa? Appunto, sono tanto, sono veramente tanto. Io, anche la mia sorella, come dicevo prima, che mi dice, beh, pensa che ci vogliono 20 anni prima che tu possa andare in pensione, devi lavorare, sai, sei tanto indietro. Ma io non ho domani da mangiare, non è che mi interessa fra 20 anni che sorte avrò, sinceramente. Mi interessa domani. Oggi per oggi. Oggi per oggi. Anche perché dicevi costa più mantenere una macchina, sì, no? Prima raccontavi che no, mantenere è un una figlio. spesa in più, anche una macchina che ti può servire. Io la patente l'ho presa dai miei 18 anni, ma io non ho mai potuto guidare, non me la sono mai potuta fare. Ci ho rinunciato, ma perché non la rinnovi? Sono solo 100 euro, ma prima di tutto non posso ottenere una macchina, ma anche che la rinnovo. A cosa serve, diciamo, se non puoi avere un mezzo, è inutile. Che lavoro cercheresti, Maria Teresa, diciamolo? Io sempre nella ristorazione per quello che posso fare, perché comunque vedo che è quello che mi spaventa. Cosa si può fare se non puoi adoperare le mani e non hai imparato niente in passato, nel senso che, perché adesso tutto va con la tecnologia, io sì, le minime cose, ma non è che sia brava neanche con le email, sono capace, quindi figuriamoci. Però si impara, insomma, ecco. Non è un problema. Però il problema è che, che manca le la mani, manca la presa. Dicevi che avresti bisogno di fare anche una visita da uno specialista. Sì, quella penso di riuscire a farla fra un paio di mesi e vediamo se. Con la Mirella, vediamo, con gli occhi, vediamo se sta grande famiglia allora forse aiuterà anche prima, Maria Teresa. Perché sì. E anche con gli occhi, perché gli occhiali io non ci vedo niente, per vedere la TV io i movimenti non li vedo, vedo i visi ma dovrei inforcare gli occhiali per vedere se la persona sta sorridendo, sta piangendo, ma se lo facciamo scorrere tutto su. Giuseppe, cosa vuoi dire a Maria Teresa? Tu che sei un imprenditore anche famoso, diciamo, come albergatore. Sono lusingato, la mia famiglia. Esatto, io lo diventerò col Veneciok. E, beh, se devo dire la verità, se vuoi che ti dica veramente, se ti dia un consiglio per cercare di trovare lavoro, innanzitutto informati bene sulla patologia che hai, non presentarti a un colloquio sbandierando subito questo tuo problema, anche se dal punto di vista di dignità, di realtà, di lealtà ho sentito già che potrebbe essere che tu non lo nascondi e questo ti fa onore, però dal mio punto di vista, che ho fatto tanti colloqui anche per assumere delle persone, non sbandierarlo come se fosse una spada di Damocle inevitabile. Perciò il mio consiglio è informati bene su questo tipo di problema e approfitto, se ci sono degli specialisti che hanno qualche studio, signori, contattate Rete Veneta e ci informiamo anche bene per la signora, perché voglio dire, in uno Stato che spende 6 miliardi di euro per un'immigrazione strampalata e soprattutto non chiara, io non vedo motivo per non farsi avanti in queste situazioni. Perciò questo è il mio appello innanzitutto. Seconda cosa, io punterei anche la zona appunto di Abano e Montegrotto. Se sento io direttamente qualcosa farò modo poi di contattare direttamente. Hai visto perché ho chiesto a lui, siccome lui è una zona che adesso... Noi tra albergatori comunque parliamo sempre tra di noi, perciò ripeto, se dovessi sentire qualcosa di idoneo sicuramente farò del mio per cercare di aiutarti. E il mio consiglio però è di innanzitutto risolvere subito i dubbi su quello che hai e vedere se c'è una situazione di... perché non è mica detto che tu non possa migliorare,
non devi pensare subito al negativo. Perciò questo è il mio consiglio e ribadisco, se c'è qualche specialista che ci sta guardando, cerchiamo di aiutare per cortesia. Bene, allora andiamo col prossimo servizio che è l'onoreficenza a Mirella. Guardate chi mi ha premiato. Ciao grande famiglia, questa sera siamo alla comunità Solidarietà di Treviso e assieme a me c'è il presidente Abdallah Karzai. Chi è Abdallah? Voi lo conoscete perché ci ha anche aiutato e portato tante cose al Banco Solidale. Eccolo qua. Io sono un trevigiano doc, vissuto in modo felice. Il tuo segreto, Abdallah, è sempre stato quello di grande mediatore. Tu hai sempre dialogato con tutti. Ovviamente io ho cercato di riconciliare, cercheremo sempre di andare avanti. C'è un cambiamento importante che i trevigiani hanno capito che il problema non è lo straniero. Cosa succederà questa sera? Per premiare certe figure che per noi importanti, trevigiani che ci hanno dato una mano, in cui c'è anche la Mirella. E vi ringrazio di questo premio perché è molto importante. Cosa vuol dire saper integrarsi? E cercare di presentare al meglio. Io credo che se una persona si dà da fare possiamo vivere tranquillamente, invece ci sono anche dei preconcetti che in qualche modo bisogna superarli, dare un spirito che credo che i trevigiani ce l'hanno. Qui con noi c'è la giornalista Laura Simeoni. Abbiamo inaugurato il Festival Italo-Marocchino con un dibattito dedicato alle culture del Sahara. Abbiamo cercato di scoprire chi sono i rappresentanti della cultura Hassani. Con questi poeti che la sera nella tenda servono il tè e rimano, e quindi raccontano leggende, poesie e rima, e quindi insomma è stata davvero molto interessante questa possibilità che un festival come questo dà a tutti di scoprire anche realtà che altrimenti mai verremo a conoscere. Siamo adesso con la vicepresidente del Festival Italo-Marocchino. Come ha accolto Treviso questo bellissimo evento? Beh, Treviso veramente è una città che ci sta nel cuore perché da un bel po' di anni che ci appoggia in questa iniziativa. Noi ci impegniamo a fare il ponte tra tutte e due le culture, vivendo qui e aver vissuto anche di là per poter mediare su due culture. Recentemente il re del Marocco ha aperto alle donne. Il re che è venuto, ha rivisto il codice civile della famiglia che ha dato tantissimi diritti alla donna. È qui con noi il vice sindaco di Treviso Roberto Grigoletto. Cosa ci può dire di questa serata? Cosa vuol dire integrazione per lei, accoglienza? Ma integrazione e accoglienza vuol dire lavorare per rendere possibile l'integrazione e l'accoglienza, e il solo modo per farlo è partecipare a momenti come questi dove ci si conosce, dove parlando, conoscendoci, le differenze non fanno più paura e si vede che insomma alla fine si è tutti quanti uguali, abbiamo costumi, culture diverse, l'importante è rispettare le abitudini, le consuetudini e per chi viene qui anche soprattutto le leggi, i comportamenti e le tradizioni delle città come la nostra, che ospitano altre nazionalità, altre culture, persone di altri paesi. Ma voi non sapete, indovinate chi ha dato la cittadinanza italiana? Mi sono meravigliato che Gentilini mi chiamò e mi dice: Abdallah, io in persona ti darò la cittadinanza italiana, che è una cittadinanza per merito, e quindi io credo che ci sono tanti Abdallah, qui tanta gente che si sveglia la mattina e che lavora, che contribuisce alle tasse. Chiamo qui la Mirella Tuzzati. È una persona che ha aiutato mezzo mondo. Lei aiuta tutti senza differenza e noi siamo molto contenti di dare questo premio
speciale a lei. Chiamerò quindi la vice console Asma a dare questo premio. Grazie, grazie, grazie. Allora, io sono onorata di questo premio, specialmente in una cornice così importante per me, questa cooperativa che si chiama solidarietà. Questa parola magica che forse troppe volte abusata. È una parola che abbiamo sentito forse anche troppo, ma se non ci fosse cosa faremo noi? La solidarietà, che è una cosa così importante, specialmente su un momento dove parlare di immigrazione, di integrazione è una cosa molto difficile. Però io penso che nasciamo tutti buoni, non siamo noi che diventiamo cattivi, è la società che rende questo, soprattutto la povertà. Ecco, questa parola terribile che quando si prova forse si può capire. Cosa vuol dire non aver da mangiare, cosa vuol dire non avere niente. E poi arriva il mondo del volontariato e questo mondo meraviglioso che è in tutto il mondo, i banchi solidali che sono in tutto il mondo e soprattutto queste comunità che si aprono al prossimo. Ecco, io sono orgogliosa di rappresentare anche questo e soprattutto in una città bellissima che è la mia città, che è un fiore all'occhiello per accoglienza e solidarietà. E grazie ad Abdallah. Veramente grazie, per me Abdallah è un amico e un fratello, ci conosciamo da una vita, ci siamo sempre aiutati, abbiamo avuto sempre il coraggio di guardarci in faccia e quando le cose non andavano ce le siamo sempre dette. Forse anche questa vuol dire amicizia, abbiate il coraggio di parlare e di dire quello che pensate. Grazie. Eccola qua, questa è l'onoreficenza che ho ricevuto l'altra sera. È un'onoreficenza per me molto pesante perché è un lavoro che io dovrò integrare perché il mio banco solidale, se voglio tenerlo in piedi, dovrà essere un banco aperto, perché voi sapete che il banco solidale deve essere aperto a tutti. Certo che però le persone che vengono al banco solidale devono sapere che le regole devono essere rispettate, vanno rispettate, ma soprattutto devono capire che niente è regalato per caso, tutta una provenienza e soprattutto tanto sudore e sacrificio da parte di altre persone. Perciò io ringrazio, pensate, sta premiata Italo Marocchini, pensati, è una roba grande, Mirella, c'è una roba unica, è vero, sì. Stanno ridendo anche loro, però sono premi che veramente fanno pensare, chissà magari che qualcuno non rifletta, perché non in quanto il premio, è in quanto che le persone quando le aiuti capiscono, perché avere un banco solidale all'interno della provincia di Treviso non è stata una cosa semplice, da ottenere ma soprattutto da rispettare. Cosa vuoi dire tu, Presidente della Proloco, vedendo queste immagini? Ti dico una cosa, adesso a parte il Treviso che è da farti i complimenti, tutto il Veneto secondo me è una regione che è molto accogliente. Certo. Quando invece guardi la televisione noi veneti siamo un po' visti come quelli che non sono molto accoglienti, invece non è vero. Anche storicamente i veneti sono sempre stati accoglienti. Ricordiamoci la porta verso Oriente, la nostra Venezia, voglio dire, la Serenissima. Ci sono delle regole da rispettare, questa è la base della società. Ogni paese dove vai ci sono delle regole da rispettare. Se rispetti queste regole qua, possono essere accolti tutti. Purtroppo però vediamo che non sempre il sole brilla, perché c'è anche l'altra faccia con i casi di aggressione e violenza, ma le vedremo magari nella seconda parte della trasmissione, quando proprio una famiglia di marocchini, padre e una figlia, sono stati aggrediti dal branco soltanto perché hanno la colpa di essere diversi, cioè per quanto integri, di avere il colore di una pelle e la discendenza diversa da quella italiana, ma ne parleremo
a breve. Piuttosto al nostro poeta mi piaceva anche chiedere, hai visto dai versi dei beduini sotto il deserto di Fes, Meknes, Rabat, le rovine romane di Volubilis qui al nostro studio. Che cosa vuoi declamarci i versi di qualche tua poesia? Una che scegli tu a caso o comunque una a cui sei particolarmente affezionato? È adatta, ci pensavo anche prima, che racconta di un valore molto importante che è la libertà. E noi la sottovalutiamo spesso e quindi è bene richiamarla e invocarla, perché è un bene molto importante per noi e per tutti quelli che sono in società con noi. Allora, leggi la poesia che poi chiudiamo per la prima parte. Sognare libertà, lottare, combattere per un sogno che si dice libertà, per un puro senso di verità. Libertà vive e sopravvive in mezzo alla gente, in ogni mente, in ogni singolo istante. Libertà che è di pensiero, di parola, di espressione, non ci sarà repressione. Libertà è essere se stessi e non avere paura di mostrarsi, veramente, semplicemente. Libertà attraverso ostacoli e avversità, tabù di cuore o di pensiero, che importa, basta sia vero. Libertà che va oltre i 1000 colori e osserva dentro i nostri cuori, portandosi via vecchi e nuovi rancori. Libertà, tu che attraversi pene e catene, sei più di ogni bene, così vicina ti sento, dolce e tenera come una bambina. Anch'io, che non so correre o giocare, anch'io ora ti posso sognare e sognerò un mondo in libertà, al di fuori di ogni logica ragione. Sarà soltanto un'emozione, un sogno che non potrà svanire, un sogno che tutti potranno sognare. E con questo sogno applaudiamo e chiudiamo la prima parte. Non cambiate canale, mi raccomando. A fra poco col 5 per 1000.